Ciao, torno su YouTube, spero di tornare definitivamente di nuovo, però mi scuso con tutti per questa assenza direi un po' lunghetta rispetto al solito, ma ho avuto i miei problemi, ho voluto pensare a me, alla mia salute e quindi ho deciso di staccare da questo mondo virtuale, dal fare video, ecco, non dal resto, ma comunque da fare video, perché mi comportava uno stress mentale, cioè ero arrivata a dire, boh, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quel video, devo fare quell'altro, devo caricare, cioè no, stop. In questo periodo ho sofferto tantissimo il mal di schiena. Io nonostante tutto comunque lavoro lo stesso perché ho bisogno di lavorare, quindi lavoro lo stesso nonostante i dolori. Le medicine non funzionano perché è un dolore proprio dovuto al problema che ho, che adesso vi spiego. Allora, cosa succede? Che un anno fa io continuavo a lamentarmi col medico di famiglia che nonostante io facessi ancora fisioterapia e così, mi continuavo a lamentare che avevo mal di schiena, in mezzo alle scapole, di fianco alla colonna vertebrale avevo mal di schiena e c'era anche questa zona gonfia e non si capiva. Il fisioterapista mi ha detto: ma è strano che con tutti i massaggi che abbiamo fatto fino adesso decontratturanti questa zona non si scioglie, non torna normale. E allora mi aveva detto successivamente: guarda che hai una leggera scoliosi. E niente, quindi sono andata dal medico di famiglia e gli ho detto: guarda che il fisioterapista mi ha detto che ho una leggera scoliosi, ma il medico niente, non mi ha fatto fare esami, niente. Lui era convinto che era una cosa muscolare, che era un problema muscolare, il fisioterapista parla a vanvera, era un problema muscolare e una volta mi ha dato a fare infiltrazioni, che non ho fatto. Una volta mi ha detto no, devi andare a fare massaggi decontratturanti. Vabbè, io non sono andata ovviamente, questo è successo sono andata più di una volta dal medico, però quest'ultima volta che ero andata era settembre-ottobre circa 2014 e niente, io ho continuato a sopportare i dolori, avere male sempre a questa schiena, avere male a respirare, avere male a tossire, starnutire soprattutto. Quest'ultimo periodo ho avuto qualche giorno anche a deglutire, però non penso sia stato un problema collegato, vabbè. E niente, quindi una settimana e mezza fa circa sono tornata dal medico di famiglia dopo mesi, da ottobre, quindi adesso siamo a aprile, aprile, e sono tornata e gli ho detto: guarda che io è più di un anno che ho male qua dietro, sempre il solito posto, dietro il polmone. E finalmente mi ha visitata, mi ha controllato i polmoni, ma sapevo che non avevo niente ai polmoni perché avevo fatto poco prima, a marzo, ho fatto la visita del lavoro, quindi non avevo niente. Anche il medico della visita del lavoro non mi ha detto: guarda che hai la schiena storta, non me l'ha mai detto. Cioè, qua vediamo la professionalità della gente che lavora in questo campo. E niente, mi ha dato dei raggi e le analisi del sangue perché io in famiglia ho l'artrite reumatoide, sia da parte di mio papà sia da parte di mia mamma, e quindi potrebbe venirmi, sono ancora in tempo che, insomma, faccio ancora in tempo ad averla. Poi ho anche una cugina che è più piccola di me, molto più piccola di me, che ha l'artrite reumatoide e niente, ci convive da anni. Boh, va bene, detto questo, sono andata a fare le analisi finalmente e l'artrite per fortuna non ce l'ho, almeno quella. Ho fatto i raggi, ho aspettato 5 giorni circa per avere i risultati ed è venuto fuori che ho la scoliosi. Ebbene, cos'è la scoliosi? È una deformazione della colonna vertebrale definitiva, quindi non è più migliorabile se non chirurgicamente. E niente, in pratica si storge la colonna vertebrale
e di conseguenza si ruota, cioè le vertebre ruotano per compensare insomma, lo squilibrio. I muscoli, ci sono i muscoli di una parte della schiena che lavorano di più e muscoli dall'altra parte della schiena che lavorano di meno, quindi per compensare questo problema della colonna storta. E niente, questa scoliosi io ce l'ho di media entità, scritto adesso, non lo so, comunque metto le foto. A me sembra leggera a vederla, però confrontata con dei raggi che mi sono ricordata di avere fatto nel 2010, quella del 2010 ce l'avevo già oltretutto e nessun ortopedico mi ha mai detto di averla. E cioè, questa cosa mi ha fatto veramente diventare matta, perché io ho fatto tantissime visite ortopediche, ho sempre avuto mal di schiena e nessuno mi ha mai detto, nonostante abbiano sempre controllato la mia simmetria, eccetera, eccetera, nessuno mi ha mai detto che era la scoliosi, nessuno ha mai ipotizzato che potesse essere quella. E anche se io sono sempre stata storta, le spalle storte, il bacino ce l'ho tanto storto, quello sì, e adesso vedo anche le spalle, questa la vedete più giù, questa più su, è proprio la scoliosi. Ho questo problema che non si può curare, non c'è una cura se non chirurgica, però chirurgica si va a parlare, cioè se ne parla quando i gradi superano i 40, cioè quando la curva supera i 40 gradi, quindi quando è parecchio grave, quando la colonna fa così, allora fai l'operazione chirurgica, se no no. Però questo problema mi causa appunto dolori respiratori. Infatti tendo a non camminare. Finalmente sono giunta a questa conclusione, so da cosa dipendono tutti i dolori. Il 30 giugno ho la visita fisiatrica e il fisiatra mi darà, dopo la visita, mi darà degli esercizi da fare a casa. Sarebbe meglio fossero seguiti da un fisioterapista perché magari si rischia di peggiorare ancora di più la scoliosi, però questa è una cosa a parte, ci penserò. E mi darà degli esercizi per cioè per rinforzare i muscoli della schiena che non lavorano, per tenerli belli elastici, allungati, insomma la schiena deve lavorare, deve rimanere bella in attività, perché se si inizia a stare fermi, sedentari, la cosa peggiora di brutto, quindi bisogna stare sempre in movimento con la scoliosi, al contrario di quello che si potrebbe pensare, cioè mal di schiena, stai fermo, no, anzi bisogna muoversi molto di più. Ogni anno bisogna fare i raggi per vedere se ci sono stati peggioramenti, quindi tra un anno farò di nuovo i raggi. Panna, la mia bambola nera. E basta, questo è quanto, e per cui questo periodo sono stata assente per tutti i dolori, non riuscivo più a stare a computer. Sono stata assente anche perché, come spiegato su Facebook, ho l'allergia ai pollini e sto diventando matta con gli occhi, cioè anche mi vedete struccata, io non posso più truccarmi perché, se non raramente, ecco, perché appunto ho sempre gli occhi che bruciano, che lacrimano, gonfi. Inoltre vi dico anche questa novità: stiamo cercando casa perché la situazione qua sta degenerando sempre di più. Ci sono stati vari problemi in questi 2 anni qualcosa che siamo qui, ci sono problemi appunto dell'appartamento stesso, c'è tanta umidità e non si scalda, in inverno veramente facciamo fuori tanta legna e tanto riscaldamento per niente, perché il calore se ne va se ne va via, non si sa dove, se ne va fuori. E niente, quindi per vari problemi, e appunto per questo motivo, che se tu non stai con il vicino ti prende di mira perché gli stai sulle balle, che non lo inviti, non ci parli, gli stai sulle palle. E allora, sai, iniziano a fare, sapete com'è, iniziano a fare dispetti, iniziano a fare apposta, a fare tante cose che danno fastidio. Io mi alzo alle 3 di mattina, alle 6:20, perché quel giorno avevo finito alle 6 di lavorare di mattina,
e sono venuta a casa, alle 6 volevo andare a dormire, visto che avevo già lavorato e visto che mi alzo presto. Alle 6:20 si è messo sotto il poggiolo, sotto il mio poggiolo, a caricare il suo furgone alle 6:20 di mattina. Io ci ho fatto una litigata enorme, ma non si conclude niente perché alla fine hanno ragione loro. Vedremo insomma come andrà a finire. Comunque speriamo, io e il mio fidanzato, di andare via da qui entro l'autunno-inverno. Stiamo aspettando una risposta da una persona, insomma, dobbiamo vedere un appartamento, una mansarda bella, come l'ha descritta, molto bella, poi devo vederla io veramente com'è. Ecco qua, quindi io vi ho aggiornato più o meno sulla mia situazione, se avete domande, boh, scrivetemi qua sotto nei commenti, qualsiasi cosa vogliate dirmi. E niente, il blog non sono riuscita a tenerlo aggiornato perché non sono più stata a computer, appunto per l'allergia agli occhi e il mal di schiena. Io non sono più stata a computer, sono stata più di una settimana senza accenderlo, senza neanche accenderlo, mi sono proprio rifiutata e quindi ho preso proprio una pausa bella. Ho dei video già pronti da editare, sono pronti da marzo, cioè una vita fa, infatti non so se li caricherò lo stesso, adesso vediamo se riesco a editarli perché ho sempre il problema del programma di video editing che non funziona, ho sempre quel problema io. Ho un video di Neve Cosmetics da editare, da finire di editare e da caricare, ho un video collaborazione, ho un tag già pronto da editare, quindi già registrato. Ho diverse cose già pronte, ma adesso non me le ricordo, sono molto svampita questo periodo. Penso, ho molto la testa tra le nuvole, vabbè. Sarà il tempo, sarà un po' tutto, la primavera, insomma, quello che è. E niente, quindi finisco il video, finalmente, concludo. Spero di avervi tenuto compagnia con le mie chiacchiere noiose nella mia situazione. E vi aspetto al prossimo video. Spero di tornare regolarmente, questo lo dico già, però non prometto niente perché adesso andrò in ferie, sto qua a Borca, però comunque sono in ferie, quindi cercherò di riposarmi il più possibile in vista della stagione estiva, lavorativa estiva, e basta. Ah sì, poi in giugno, il 5 giugno ho la visita oculistica. Dopo una vita che predico, che non ci vedo più, faccio finalmente la visita oculistica e sono contenta perché veramente sono orba totale. Cioè vedo ma mi è sfocato perché gli ottici sbagliano a fare le lenti secondo me, e cambierò montatura di occhiali perché sono stufa di avere questa. Buono, ho finito il video, vi saluto, la messa è finita, andate in pace, ciao!